Tra le tante iniziative, oggi quella di un convegno che parla della Corte dei Conti e dei controlli interni alla pubblica amministrazione, sicuramente un'interessante iniziativa che serve ad arricchire il curriculum professionale di tanti amministratori dei comuni del territorio di Agrigento. Sì, un servizio che abbiamo voluto estendere alle amministrazioni della provincia di Agrigento proprio sul tema dei controlli. Un'amministrazione funziona bene non tanto se è controllata dall'esterno, ma quanto se si autolimita, autocontrolla, se introduce quegli anticorpi alla corruzione, all'illegalità che purtroppo spesso pervadono le nostre amministrazioni. E quindi l'obiettivo di oggi è proprio analizzare le tematiche dei controlli alla luce anche dell'esperienza comparata. È venuta una professoressa dal Brasile per illustrare il sistema brasiliano e nell'ambito delle attività appunto culturali del Consorzio. Noi stiamo vivendo un momento difficile, ho ereditato una situazione finanziariamente drammatica dal passato per scelte sbagliate effettuate nel remoto passato. Già la professoressa Mordino che mi ha preceduto aveva introdotto importanti elementi di aggiustamento che io ho proseguito. Abbiamo una causa col Comune, diciamo, con la Università di Palermo molto pesante che però pensiamo di risolvere perché il nostro obiettivo è rilanciare il territorio. Questo consorzio appartiene al territorio di Agrigento, è una leva importantissima per lo sviluppo di questo territorio e non dobbiamo assolutamente abbandonarla. La professoressa Angela Cassia Cassaldello dell'Università Federale del Paraná, il Paraná è uno stato del Brasile, oggi presente qui al CUPA di Agrigento, che ha voluto portare un po' la sua testimonianza, il modello che esiste in Brasile per, diciamo, il controllo del territorio nella pubblica amministrazione, vero? Giusto, giusto. Questa è un'opportunità molto importante, per me è un onore venire qua a Agrigento, al Consorzio Universitario di Agrigento, perché parlare sull'amministrazione pubblica brasiliana sotto il controllo, sul profilo di controllo, è veramente una situazione difficile di succedere, allora è un onore veramente. Lei parlava di trasparenza, c'è differenza nel controllo della pubblica amministrazione fra il Brasile e l'Italia? Ecco, ci sono dei punti su cui, diciamo, si può intervenire? Ci sono alcuni punti di differenza per conto di che Brasile c'è, in ragione della sua estensione e anche dell'organizzazione amministrativa un po' diversa, ci sono dei punti che la legislazione è adatta alla situazione concreta, ma non sono tanti punti così. Credo che l'aspirazione è la stessa.